18 miliardi di euro di investimenti per il sistema economico e turistico del Lazio, una coppia di treni ad alta velocità che fermerà Frosinone e Cassino, il progetto di una nuova stazione alta velocità in provincia di Frosinone. È il contenuto di un protocollo d'intesa siglato questa mattina dal presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti e dall'amministratore delegato e dirigente del gruppo Ferrovie dello Stato italiane Gianfranco Battisti, alla presenza della ministra dei trasporti Paola De Micheli e dell'assessore regionale alla mobilità Mauro Alessandri. Dei 18 miliardi di euro di investimenti, 13 miliardi sono dedicati alle infrastrutture ferroviarie, 1,4 miliardi al trasporto ferroviario e 3,9 miliardi alle infrastrutture stradali. Circa 1 miliardo di euro è invece destinato ad interventi di rigenerazione urbana e di riqualificazione delle stazioni. Il protocollo d'intesa è anche parte integrante del piano di sviluppo del sistema di accessibilità turistica del gruppo Ferrovie dello Stato italiane. Dalla prossima estate una coppia al giorno di treni ad alta velocità fermerà infatti nelle stazioni di Frosinone e Cassino, sulla linea ferroviaria Roma-Cassino, per collegare il territorio della capitale con il sistema alta velocità in solo 41 minuti. Il protocollo d'intesa fra Regione Lazio e Gruppo Ferrovie dello Stato italiane rappresenta anche il primo passo dell'iter di valutazione per la realizzazione della nuova stazione alta velocità nel Frusinate. Un progetto, è stato spiegato, che potrà rappresentare una concreta opportunità per contribuire al rilancio dell'economia locale, promuovere lo sviluppo del turismo del territorio e favorire allo stesso tempo la mobilità sostenibile e green in coerenza con il Green New Deal della Commissione europea. La nostra prima ipotesi per una nuova stazione dell'alta velocità in Ciociaria è vicino al casello di Ferentino. Ciò permetterebbe di intercettare con una stazione passante modello Reggio Emilia un bacino potenziale da 1 milione di passeggeri e varrà un punto di PIL per quella zona tra i 5.000 e i 7.000 nuovi addetti. A dichiararlo l'amministratore delegato di Ferrovie dello Stato italiane Gianfranco Battisti. Ferentino, ha spiegato ancora, è la prima ipotesi perché come stazione passante fa guadagnare 18 minuti di percorrenza e ci sono le condizioni infrastrutturali per creare 2 ali di supporto, cosa difficile da fare in altri punti del tracciato. Con l'apertura del casello autostradale poi c'è anche l'accesso all'area industriale, è un polo facilmente raggiungibile da Frosinone, Cassino e anche da tutto il bacino nord della Ciociaria. Dagli studi di Ferrovie dello Stato italiane, con la nuova stazione ad alta velocità di Ferentino si risparmierebbero rispetto all'auto 50 minuti di percorrenza verso Roma e 80 minuti verso Napoli. Grazie alla nuova alta velocità in Ciociaria, già dall'estate sarà possibile da Cassino e Frosinone avere collegamenti diretti per Milano, Bologna, Firenze, Roma e Napoli. In particolare, per raggiungere la capitale basteranno 41 minuti da Frosinone e 1 ora e 10 minuti da Cassino. È un evento storico per una provincia, ha spiegato l'amministratore delegato. C'è la prospettiva di rilancio della Ciociaria che creerà le condizioni di un nuovo sviluppo. Uno dei